canzone che parla del tempo trascorso, di ciò che poteva essere e non è stato. Una dedica a tutte le persone che volevo tenere strette a me e per un motivo o l'altro non sono riuscita a farlo. Volevo ringraziare gli ascoltatori, potete trovarmi su YouTube e Spotify, nei miei canali social, digitando Aran-Samurai. Aran Samurai. Ciao! Va ora in onda Potere al Popolo. Con il buongiorno rinnovato, Sammy Varin vi porta immediatamente nel Qui Parlamento. Qui Parlamento. Ah, voglio solo buone notizie oggi, e solo buone notizie dopo tutte quelle brutte che continuo a dare. Grazie per essere con noi alla senatrice della Lega, Erika Stefani, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Io lo Spero so. di portare buone nuove. Dai. Lo so che me le porti, perché ieri avete approvato il disegno di legge contro la sottrazione dei minori. Quante volte ne abbiamo parlato? Tu soprattutto, Erika, stai portando avanti questa battaglia ormai da tempo, la bigenitorialità, cioè che entrambi i genitori possano mantenere rapporto con i figli in caso di crisi coniugale. Erika. Purtroppo si sta assistendo, ma è da anni che si assiste a dei tristissimi fenomeni, e andando avanti con il tempo, con una società che è così anche lacerata, forse anche un po' sbrindellata, no? E in questi contesti accade spesso che vi sia una vera e propria sottrazione del figlio all'altro genitore. Questo avviene in alcuni casi, chi si deve spostare per varie ragioni, chi si sposta anche preordinando proprio la sottrazione del minore all'altro genitore, e ci troviamo in situazioni veramente drammatiche dove un padre, una madre non ha più la possibilità non solo di parlare, di sentire come sta il proprio figlio, di sapere se va a scuola, se è ammalato, ma non sa nemmeno dov'è materialmente. E questo accade nelle sottrazioni, soprattutto oltre confine, dove questi bambini vengono portati all'estero. Ora, vi sono delle convenzioni internazionali che sono volte, per chi li ha sottoscritti, dove gli stati collaborano per fare magari rientrare il minore. Meccanismi laboriosi, meccanismi che sono articolati, ma noi facciamo un passo prima. È quello che noi abbiamo voluto fare, e che da anni che avevamo un disegno di legge giacente in Parlamento e non avevamo ancora trovato un governo che avesse prestato così tanta attenzione al tema, e finalmente sono riuscita con un disegno di legge a mia prima firma a portare a casa una sistemazione della materia sotto il profilo penale, e che si prevede oggi, tanto per farlo sapere anche a chi ci sta seguendo, oggi prevediamo una pena che è fino a 5 anni quando tu porti via, sottrai proprio il figlio all'altro genitore e ne impedisci, no? Impedisci anche i contatti. Non stiamo parlando di cose, perdonatemi, la classica separazione dove ci possono essere la separazione conflittuale. Noi stiamo parlando proprio di quando proprio fai sparire il minore. Arriva fino a 5 anni se tu lo sottrai in Italia, arriva fino a 6 anni se tu lo sottrai, lo trattieni all'estero. E questo cosa significa? Perché queste pene? Perché proprio queste pene? Noi abbiamo voluto superare i 5 anni per permettere, perché così prevede il nostro ordinamento, le intercettazioni. E uno dice, ma perché abbiamo bisogno delle intercettazioni? Abbiamo bisogno delle intercettazioni perché molto spesso questo strumento, che è un potente potere investigativo, permette di sapere, magari tramite l'ascolto di qualche comunicazione, no, telefonica o magari su messaggistica o magari anche via mail, si riesce a sapere dove è il bambino, dove è il ragazzino. E chiaramente questo agevola molto anche le indagini. Questo vorrebbe anche essere però un deterrente. Poi qualcuno mi potrà dire, ma non è l'ammontare della pena che magari fa uno desistere, no, dal suo tristo obiettivo.
mettiamo anche questi casi che magari clamorosi che si sentono, magari uno non sta là a guardare il codice, a leggersi il codice penale, no? Prima di adottare una certa condotta, ma se diamo anche un po' di risonanza, anche un po' di comunicazione su queste norme, come state facendo anche voi, magari facciamo capire a chi magari decide in una crisi familiare di dire no vabbè, io mi porto via, ho deciso che adesso io parto, me ne vado via all'estero, me ne vado in capo al mondo, porto il bambino, che cosa me ne interessa, ci sono delle pene che sono anche delle pene serie. Sono delle pene però che possono essere diminuite nel momento in cui chi porta via il figlio, il minore, si adopera poi per farlo rientrare. Questo perché? Perché proprio le convenzioni sono fatte per trovare delle mediazioni e cercare di far rientrare i figli nel paese di origine. Nel momento in cui c'è magari l'attivazione della convenzione, c'è una collaborazione, magari così uno un po' si ravvede e decide magari di ritornare sui suoi passi, e questo insomma c'è anche una diminuzione della pena. Noi abbiamo previsto poi un'altra pesante anche conseguenza, anche se è una facoltà per il magistrato, che nel momento in cui c'è una vera sottrazione, una sottrazione gravissima, che credetemi rientra quasi nell'ambito, lo so che è una cosa un po' più pesante da dire, quasi nell'ambito di sequestri, ma nel momento in cui viene fatta una sottrazione pesante, preordinata, o magari anche credetemi, succede anche questo, magari anche per turpi motivi, può esserci anche la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Una volta si chiamava far venir meno, far decadere la patria potestà. No, oggi non si chiama più patria potestà, però c'è un altro istituto che è la responsabilità genitoriale. Ora, tutto questo per dire cosa? No, parlare di norme, di pene, per dire cosa. Noi siamo convinti e molti sono con noi della Lega siamo convinti, ripeto, molti sono con noi, che il bambino ha il diritto di avere i suoi genitori e di avere dei rapporti con i propri genitori. È un diritto del minore. Vi è dall'altra parte un dovere del genitore di essere genitore, ma anche un diritto di poter farlo genitore. Se non vuole fare genitore, non vedo perché non possa poterlo fare, non poter avere una relazione con il proprio figlio. Anche perché in famiglie lacerate, no, da crisi, di famiglie distrutte magari da queste crisi, chi paga le più pesanti conseguenze, ma penso che sto dicendo qualcosa che ormai è un po' ripetuto, ma anche se lo si ripete non è che venga meno nella sua importanza. Però alla fine soffrono questi figli, i quali si vedono distrutti, tranciati, recisi, no, i rapporti magari con uno dei genitori, e scattano delle sofferenze, no? Delle sofferenze che il bambino, è una sofferenza a cui il bambino non sa dare un nome, perché sa che c'è una sofferenza, ma non sa come si chiama. Allora cosa può diventare? Può diventare sensazione di abbandono, la sensazione di essere stato lasciato da un genitore, l'odio verso il genitore, perché poi uno pensa mi hai abbandonato. Oppure si possono creare altre realtà dove tu ti idealizzi una figura che tu non vedi più, non sai nemmeno come sia, e lì vi riponi, metti come in un cassetto una specie di sogno, che è un sogno però che resta molto appeso. Io ricordo un fatto della mia esperienza professionale di una famiglia che si era rivolta a me, avevano una figlia adottiva che scoprì chi era il padre naturale, e nella crisi adolescenziale pensava che questo suo padre naturale fosse il padre perfetto, no? La figura perfetta, e scappò di casa giovanissima per cercare di raggiungere quest'uomo che non aveva mai visto in vita. Io non sapevo, non aveva mai, con il quale chiaramente era una ragazza adottata, non aveva mai avuto un rapporto, perché così è anche previsto, e con tutte le conseguenze, no? Arrivare in un paese straniero,
cercare di trovare questa persona, paese straniero, era minore, era in Italia, poi aveva dato il paese straniero, era in Italia, e a cercare di trovarlo, e con tutta quella sua, quanto si è dilaniata per poi avere conosciuto una persona che non corrispondeva a quello che lei pensava. Comunque io penso che abbiamo fatto veramente un grande passo. Io spero che la Camera dei Deputati approvi questa norma anche velocemente, e che la faccia propria, che possa diventare definitivamente legge. Assolutamente sì, e gli ascoltatori ti stanno scrivendo per ringraziarti per quello che stai facendo. Grazie davvero alla senatrice della Lega, Erika Stefani. Buon lavoro. Grazie a voi tutti e buon lavoro a tutti. A risentirci, sono le 11:16, ancora il buongiorno, Sammy Varin, Potere al Popolo, seconda parte della nostra rassegna stampa. Tra pochissimo avremo anche il Focus Marche. Intanto però la notizia che è su molti siti in apertura, che vi ho lanciato in conclusione di rassegna stampa, arriva da Milano: la violenza su una studentessa fuori dalla discoteca Alcatraz. È stata aggredita con il fidanzato da 12 uomini, 12 uomini. Nessuno specifica la nazionalità di questi 12 uomini. Bisogna andarla a cercare sulle agenzie e scopri che sono tutti, ancora una volta, immigrati. Hanno fatto un taarrus gamea, è un po' in ritardo. Questa era Repubblica, vediamo il Corriere. Milano, violenza su una studentessa di 19 anni fuori dall'Alcatraz, caccia a 10 uomini, adesso sono 10. La vittima è una ragazza pugliese che era nel cortile vicino al locale con il fidanzato. I primi a intervenire sono stati buttafuori, preso un 36enne, autore dei palpeggiamenti. Assolutamente vietato dire la nazionalità, tutti immigrati. Nella Milano del Sala ancora zitto e muto per ciò che è avvenuto a Capodanno. Adesso speriamo che si risvegli, speriamo che Sala si risvegli e dica qualcosa, faccia un cenno almeno di essere il sindaco anche per queste persone che vengono picchiate, violentate, derubate, palpeggiate per fare felici i nostri amici figli del barcone. Che dici, Simone? Ce l'abbiamo? Quasi ce l'abbiamo. E intanto approfitto di qualche istante in più per leggervi alcuni dei tanti WhatsApp che stanno arrivando e sono arrivati, e vi ringrazio. Siete grandi come sempre, al 340 6709 659. È incredibile, da certe telefonate in Italia sembra che ci sia una sola persona che comanda, Oh mamma mia, è come Putin, Salvini! Non riesco a capire tutto questo odio, purtroppo anche da tanti leghisti. È vero, Antonia? Beh, è vero che poi, sai, si seguono i grandi media, ti ipnotizzano i grandi media, ma la politica è così, lo dico sempre, è una girandola, è una giostra che gira. E quindi bisogna farla girare, c'è poco da fare. L'importante è lavorare, pancia a terra, far vedere che i risultati arrivano. Che barba! Possibile che i leghisti abbiano una visione politica settoriale? Nessuno ha fatto quel che ha fatto Salvini, che per me è lungimirante. Oggi mi chiedo dove è il nord? Purtroppo non esiste più. Beh, certo, se al posto di Zaia ci mettete un esponente di Forza Italia che ha tradito il nord, la Lega, l'autonomia, o qualcuno che non sa neanche che cosa sia l'autonomia, è chiaro che il nord non esiste proprio più. Vado avanti dopo a leggervi i WhatsApp, ma adesso arriva giustamente il Focus Marche. Va ora in onda Focus Marche. Si ritorna a parlare di territorio, nord, centro, sud. Ogni giorno in questa seconda parte della nostra mattinata insieme ci colleghiamo con una parte diversa d'Italia, oggi con la bellissima regione Marche e con la consigliera regionale della Lega, Simona Lupini. Buongiorno.
Piacere di ritrovarti sulle nostre frequenze, componente della quarta commissione sanità, e ci sono buone notizie, l'ho detto, in questa parte voglio dire soltanto buone notizie in questa valle di lacrime. E allora la Lega al lavoro, i risultati del lavoro della Lega anche nella regione Marche, ad esempio sul progetto che riguarda il papillomavirus. Dai, partiamo da questo. Particolarmente perché lo seguo questo progetto da tanti anni. Noi sappiamo che il papillomavirus è insomma, una delle cause principali dei tumori alla cervice uterina e quindi sappiamo che abbiamo un'arma per combattere. Questa è la buona notizia, che siccome abbiamo uno strumento che è comunque la vaccinazione, dobbiamo promuoverlo il più possibile. Quindi nelle Marche in particolare, anche in collaborazione ovviamente con altre realtà regionali, abbiamo promosso delle campagne di sensibilizzazione e informazione per far sapere a tutti i genitori, perché ricordiamo che la vaccinazione ha un'efficacia maggiore intorno agli 11 anni, quindi per far sapere a tutte le famiglie e ai giovani che c'è questo strumento e c'è questa possibilità nelle nostre aziende sanitarie e quindi di partecipare a queste campagne di vaccinazione proprio per migliorare la situazione di salute. Nelle Marche in particolare cosa abbiamo fatto? Un progetto ambizioso che si chiama Marche HPV Free, cioè vaccinando tutte le coorti possibili e immaginabili riusciamo proprio a debellare questo virus. Questo è chiaramente il progetto e la nostra missione. Per ora siamo riusciti a far sì, con un grande lavoro di squadra, con tutti gli stakeholders e con tutte le realtà e la dirigenza della regione, ad ottenere la possibilità di vaccinarsi in farmacia. Questo perché in un'ottica di sanità di prossimità, in modo che tutti siano più comodi, abbiano degli orari confacenti agli orari di lavoro e possano usufruire di queste vaccinazioni. Stiamo lavorando anche per altri tipi di vaccini, sempre in farmacia, proprio per rendere sempre più vicino ai cittadini il servizio sanitario. Di questo siamo molto contenti, abbiamo utilizzato come testimonial per le campagne di vaccinazioni le nostre campionesse olimpiche della ritmica. Sono diventate in corso d'opera, quindi abbiamo un doppio risultato nello sport e nella nostra sanità. Signori, vedete che le cose buone arrivano, e ringrazio anche gli amici che ti stanno facendo i complimenti tramite WhatsApp al 340 6709 659, perché è un lavoro che segui veramente da tempo. Sempre in ambito sanitario, naturalmente, per migliorare i servizi sanitari, cosa si può fare in una regione come le Marche? E quello che vi diciamo, attenzione, sono situazioni che poi si possono applicare anche in altre regioni governate dal centro-destra, governate dal centro-sinistra. Cerchiamo di proporre qualche cosa per migliorare, nonostante le problematiche che riguardano tutta l'Italia, la situazione sanitaria locale. Facciamo qualche esempio, ad esempio per i rimborsi spese fuori regione, che cosa si sta muovendo? Simona.
E noi non possiamo naturalmente che applaudire quando si fa squadra, quando si riesce a fare qualcosa per i cittadini. Facciamo capire che un centrodestra unito può davvero fare buona politica. E noi ringraziamo la consigliera regionale della Lega nelle Marche, Simona Lupini. Buon lavoro Simona e a prestissimo. Alla prossima anche da parte di Sammy Varin. Sì, sto per andarmene, signori. Però qualche messaggino ancora. Buongiorno, avrei una proposta da proporre al Mossad, un'iniezione. Vabbè, lasciamo stare, censuriamo. Adesso non potremo insegnare il latino ai nostri figli perché gli extra non sono in grado di poterlo imparare? Ma ci rendiamo conto della gravità della cosa? Altro che sottomissione, ci mettiamo il cappio da soli. Parliamo della reintroduzione del latino alle medie, ma ve l'ho detto ragazzi, è un latino all'acqua di rosa rose, quindi un qualcosa che serve soprattutto a far capire da dove deriva la nostra lingua italiana e il ceppo linguistico che si avvicina molto al latino e che magari riguarda anche la lingua di qualche immigrato che è in classe con i nostri figli. Signor Semmi, grazie. Quindi non inseguiremo più i motorini e neanche le macchine, neanche i monopattini. A questo punto vado a bar a bere un aperitivo. Si scherza, ma non troppo, ragazzi. Buongiorno, a proposito di quando si accusa Salvini per il ritardo dei treni, mia figlia viaggia da anni sui treni e i ritardi ci sono stati da sempre, per cui accusare la destra se qualcosa non va è veramente da miserabili. Brava Pina, Sammy Varin si ferma qui, c'è la Lega Liguria tra pochissimo, grazie per il gentile ascolto, grazie a Simone, io torno domani ore 7:30. Avete ascoltato Potere al Popolo.